Cominciamo il nostro viaggio qui al Vinitaly dalla Regione Veneto. Siamo in compagnia dell'assessore al turismo e alla promozione Marino Finozzi. Allora assessore, noi cominciamo dal Prosecco, poi per parlare di tanti altri vini di qualità. Basta pensare ai due straordinari vini del Veneto, Amarone e Prosecco, due vini, uno alle antipodi rispetto all'altro, in mezzo tra questi ci sono centinaia di altri vini straordinari. Questa è a dimostrazione di quanta porta il Veneto da un punto di vista della promozione. Ricordo che la promozione veneta è la prima in Italia, stiamo parlando di 8 milioni e mezzo di ettolitri l'anno, quasi la metà di questi li troviamo all'interno di aree di OCG o DOC. Questo è anche un ulteriore dato importante che garantisce la qualità del nostro prodotto. Molto bene, assessore, l'export se non sbaglio. Cresce 2011. Hanno avuto un più 30% di esportazione, stiamo parlando di cifre attorno al miliardo e mezzo di euro di esportazione e questo dà, come dire, un po' di più soddisfazione, un po' di più serenità ai nostri produttori. Se poi abbiniamo questo ad altri importanti prodotti veneti è ovvio che raggiungiamo tantissimi importanti risultati. Quindi vino e turismo. Assessore. L'abbinamento è naturale, basta pensare quanto è importante il turista come nostro ambasciatore dei nostri prodotti. Quando il turista viene sulle nostre zone, assaggia un buon vino, abbiamo la certezza che quando torna a casa quel vino lo chieda al proprio ristoratore, al proprio negoziante e quindi un ambasciatore straordinario per i nostri territori, i nostri prodotti. L'unica forse nota negativa, assessore, sono i cali dei consumi interni. Si sa che quando c'è un periodo di difficoltà dal punto di vista economico si cerca di risparmiare un po' su tutto e il vino di qualità ovviamente è anche un prodotto che ha prezzo, quindi un calo è anche comprensibile. Speriamo che questa crisi possa essere superata velocemente per poi ritornare ad avere numeri importanti che sul mercato nazionale. Secondo lei può avere un'influenza anche per esempio il tasso di alcolemia al volante? Ovviamente c'è un aspetto culturale che secondo me prima o poi deve essere più diffuso possibile. Magari inizieranno i nostri giovani a trovare il modo di andare a trascorrere qualche ora di svago, a ritornare attraverso i mezzi pubblici, attraverso magari quello che viene considerato il guidatore consapevole, 1 su 5 può anche rimanere per una sera senza bere alcol, però questo può aiutare a ritornare a bere con un po' di serenità. Allora, assessore, noi abbiamo parlato di Prosecco, abbiamo parlato di Amarone, ma abbiamo tante altre DOC, insomma, nostri fiori all'occhiello. Stiamo parlando di ben 28 DOC e 14 di OCG, sparsi su tutto il territorio del Veneto e devo dire che il mercato estero è molto attento a questo tipo di certificazione perché sono certificazioni garantite dalla Comunità Europea. E quindi questo ci aiuta a far capire quanto lavoro, quanta fatica, quanta innovazione troviamo anche all'interno di una bottiglia di vino. La contraffazione, che cosa fare per tutelare? Sappiamo che a livello europeo è tutto tranquillo, ma fuori dai confini europei quale strategia da mettere in campo? Guarda, solo a pensare che tutti i prodotti che si trovano in giro per il mondo in qualche modo fanno riferimento al Made in Italy, l'80% di questi è falso, contraffatto, da due importanti messaggi. Il primo, che abbiamo un mercato straordinario da conquistare, il secondo, che è importante fare promozione perché attraverso la promozione siamo in grado di far capire al consumatore qual è il vero vino o prodotto originale italiano e veneto in particolare. Quindi insomma la comunicazione giusta è importante. È naturale che se si conosce il prodotto si sa distinguere. Io ringrazio l'assessore al turismo della Regione Veneto Marino Finozzi, il nostro Vinitaly però continua. Linea ad Andrea Marcato.